Siamo alternativi al PDL e al PD. I candidati veneziani di FLI, il partito creato da Gianfranco Fini nel momento dell'uscita dal PDL, si sono presentati in vista delle elezioni del 24 e 25 febbraio. Caterina Mengotti ha 42 anni, è consulente in organizzazione aziendale ed è candidata alla Camera. Di FLI apprezza il fatto che è un partito che crede nelle istituzioni e le rispetta. E dal mio punto di vista in questo momento è importante riconoscere che le istituzioni sono il capitale simbolico di una nazione e quindi è da un nuovo patto di fiducia fra cittadini e istituzioni che può ripartire anche la crescita del Paese. Il suo impegno a favore delle donne è molto preciso. Lavorare sulla legge per la conciliazione dei tempi di vita del lavoro e della famiglia, che è una legge che già esiste ma che richiede di essere reinterpretata. Massimo Moro ha 41 anni, è libero professionista e ha scelto Futuro e Libertà perché rappresenta una novità nel panorama politico. Il nostro impegno deve essere un impegno che deve mirare a qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo non può che venire da persone nuove che si impegnano nella politica, che provengono dal mondo professionale, non più i politici di professione, ma chi ha voglia di mettersi in gioco. La politica, aggiunge, è fatta per essere utili, non per raggiungere una poltrona sulla quale poi passare il proprio tempo. Tratto caratteristico della lista è che nessuno dei candidati ha pendenze penali in corso. Ma noi abbiamo con Liste Pulite ci siamo battuti fin dall'inizio su questo punto. È impossibile pensare che il bene pubblico possa venire fatto da chi ha delle pendenze penali. L'aveva, come ho detto.